Zaia Crisanti sui tamponi rapidi all'indomani della ricostruzione di Report, intercettazioni e veleni, la faccia del potere fa orrore, dice il virologo padovano. Rigoli e Simeonato in aula il 6 di febbraio. Pioggia di reazioni dopo i nuovi dettagli sull'inchiesta condotta dalla Procura. La Regione difende i test rapidi, accuse infamanti. La parlamentare Dem Scarpa annuncia un'interrogazione parlamentare. 2 spaccate in meno di 24 ore. Ora la paura che si ripeta ancora è successo sul Terraglio, dove un locale è stato letteralmente preso di mira. Gli imprenditori chiedono controlli. Un giovane di 90 di Piave è stato arrestato per la rapina avvenuta ai danni di una 24enne la notte di Capodanno a San Donà. I carabinieri lo hanno rintracciato a meno di 1 chilometro dal luogo del fatto. Sono 550 i provvedimenti di prevenzione personale adottati nel 2022 in provincia di Padova, più del doppio rispetto allo scorso anno. Il questore avverte più denunce perché c'è più prevenzione. Raid vandalico al parco di Bertesina, imbrattati con le bombolette spray le giostrine del giardino inaugurato nel 2021. Dal Nord Africa al balcone sulle Dolomiti, forte interesse da parte di un gruppo di imprenditori algerini che hanno messo gli occhi sul Nevegal, progetto ambizioso loro a 7 zeri per realizzare una seggiovia. TG Veneto, buonasera, ben ritrovati. Vedere la faccia del potere e come viene esercitato fa orrore. Parole durissime da parte di Andrea Crisanti dopo la messa in onda della trasmissione Report con le intercettazioni del governatore Luca Zaia. Il professore dice: in Veneto il clima intimidatorio c'è con chi non è allineato. Facciamo il punto. Vedere la vera faccia del potere e come viene esercitato fa orrore. Parole di Andrea Crisanti dopo la messa in onda nella trasmissione Report di lunedì sera di un servizio sulla gestione dell'emergenza Covid in Veneto. Nel servizio erano rivelate anche le intercettazioni legate all'inchiesta avviata dalla Procura di Padova, nelle quali il governatore Luca Zaia diceva di lui: stiamo per portarlo allo schianto, durante una discussione con il direttore di Azienda Zero. Intercettazioni che per Crisanti metterebbero in evidenza il coinvolgimento diretto del governatore Zaia nell'aver orchestrato una campagna denigratoria nei suoi confronti per arrivare a un provvedimento disciplinare. Parole pesanti che il docente dimissionario dall'Università di Padova con una PEC formalizzata all'ultimo dell'anno proferisce in una serie di interviste rilasciate alla stampa veneta e nazionale. Ma quel che ha colpito maggiormente la politica regionale è questa frase di Crisanti: io penso che sia giunto il momento di farsi delle domande e denunciare il clima di intimidazione a cui in Veneto è sottoposto chiunque non sia allineato con la narrativa della regione. Allora noi ci spostiamo direttamente a Cortina, dove il presidente Luca Zaia sta presentando il suo ultimo libro. Lì per noi c'è la nostra Tiziana Bolognani. Buonasera Tiziana. Buonasera Anna. Allora sì, il presidente Zaia è arrivato puntualissimo qui all'Alexander Girardi Hall per presentare il suo libro, intervistato dal collega del Corriere della Sera. Naturalmente la primissima domanda che ha anticipato la presentazione del volume riguarda il fatto di cronaca eclatante che è emerso in tutta la sua potenza e gravità al termine della presentazione dell'inchiesta di Report. Allora, quello che ha detto Zaia, parole molto chiare, le intercettazioni diffuse non potevano esserlo, non si possono diffondere le intercettazioni, quelle intercettazioni non potevano essere diffuse. Io parlavo con il dirigente Toniolo, non sono persona indagata, non sapevo di essere intercettato, ragione per la quale quelle intercettazioni, cioè insomma un illecito, non dovevano essere diffuse. Dopodiché il governatore ha parlato e ha ripercorso un po' la vicenda che oramai noi conosciamo bene, benissimo, e ha detto che parla con dispiacere, si è espresso con parole di dispiacere su questa vicenda. Dice: sono stato io a chiamare Crisanti, a coinvolgere Crisanti non lo conoscevo, non posso conoscere tutti i medici che lavorano in sanità veneta, lui Avò Euganeo arrivò una settimana dopo, però
i fatti che raccontano Di Vo e Euganeo sono chiari e alla conoscenza di tutti. Zaia si è detto per l'appunto dispiaciuto. Io ho registrato una piccola parte di queste parole con il videofonino, se siete in grado di mandarle in onda, altrimenti naturalmente ci proveremo nella prossima edizione del telegiornale. Sala stracolma, in prima fila il sindaco di Cortina Lorenzi, l'ex sindaco di Cortina, l'avvocato Maurizio Paniz e poi naturalmente molti volti noti dell'editoria nazionale, già che per l'appunto l'incontro con il presidente Zaia fa parte della rassegna tradizionale invernale a Cortina, una montagna di libri. Anna. Grazie Tiziana, saremo sicuramente in grado di farvi sentire le parole del presidente Zaia dal palco di Cortina nelle prossime edizioni dei nostri notiziari, e sul il fatto che non fosse il caso di pubblicare le intercettazioni. È intervenuto di prima mattina il ministro Matteo Salvini, poi le parole invece dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, che parla di accuse infamanti e gravissime. Ora è scontro anche politico sul caso. Vediamo. Provo grande tristezza a vedere come, in nome del dibattito politico, si possa insistere sul concetto che le decisioni in materia di test antigenici hanno favorito la mortalità. Lo afferma in una nota l'assessore alla sanità del Veneto Manuela Lanzarin. Un'accusa infamante e gravissima, dice, più volte smentita da autorevoli studi internazionali. La strategia della Regione Veneto è testimoniata da atti pubblici, ufficiali, certificati ed accordati da tutti gli enti nazionali sanitari. È chiara, senza mezzi termini, Sonia Brescaccin, presidente della Commissione Sanità della Regione, presente ieri sera a Focus, che sul ciclone che ha travolto i test rapidi dice: l'introduzione dei test rapidi è avvenuta in un momento in cui questi sono stati ammessi a livello nazionale e anche a livello internazionale dall'OMS, delle più importanti società scientifiche e enti scientifici che hanno riconosciuto l'efficacia e la possibilità di utilizzare questi test. Immediata la risposta di Anna Lisa Nalin, portavoce di Più Europa, che punta il dito sui test rapidi. Il presidente Zaia mostrava come bisognava appunto fare il tampone, quanto fosse facile, come tutto questo fosse innovativo e portasse il Veneto a livelli più evoluti. In realtà l'evoluzione ci fu, ma ci fu nel numero dei decessi. È profondamente avvilente vedere che questo sforzo immane non solo viene messo in discussione, ma viene dipinto come dannoso e controproducente per la salute pubblica, continua Lanzarin. Fatti gravi, tuona invece Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico. Se fosse vero quello che abbiamo letto, purtroppo il torto non sarebbe stato fatto solo al professor Crisanti, ma sarebbe stato fatto a tutti quanti i cittadini veneti. Per questo presenterò un'interrogazione parlamentare per chiedere che si faccia il prima possibile chiarezza su tutta questa vicenda. Riteniamo molto grave quanto emerso nei servizi di Report, perché evidenziano la volontà da parte del presidente Zaia di danneggiare un uomo di scienza che si è sempre battuto per tutelare la salute e la vita delle persone. Lo sostiene in una nota Tiziana Basso, segretaria generale della CGIL Veneto. Dietro la rappresentazione quotidiana studiata e costruita scientificamente di un politico moderato ci sarebbe un attaccamento ossessivo al potere. Lo affermano invece in una nota la consigliera regionale di Veneto che vogliamo, Elena Ostanel, e il portavoce Carlo Cunegato e Vania Trolese, a proposito dell'indagine sui presunti falsi legati ai tamponi rapidi per il Covid. Sulla vicenda interviene anche il vice premier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini. Inaccettabile il continuo uso distorto delle intercettazioni per fini politici. Il 2023 sarà anche l'anno della sacrosanta riforma della giustizia. Basta con sprechi, abusi e commistione fra magistratura, giornalismo e politica. Voltiamo pagina, andiamo a Mestre, 2 spaccate in meno di 24 ore, ora la paura che si ripeta ancora, è successo sul Terraglio. Diventa uno stress dover pensare addirittura di dormire all'interno del locale per evitare che succedano queste cose.
E perché il titolare di questo locale in via Terraglio a Mestre pensi di dormire tra tavoli e cucina è presto detto. Il 31 dicembre la spaccata dei ladri che hanno sfondato una porta finestra con un tombino rubando il fondo cassa, ma 24 ore dopo i malviventi sono tornati sfondando nello stesso modo l'altra porta finestra senza però entrare. È tempo di rimettere in ordine un attimino il locale dopo che siamo stati costretti a chiudere il 2 proprio perché non riuscivamo a garantire un servizio accettabile, e questa mattina ci siamo accorti che hanno riprovato ad entrare spaccando l'altra porta finestra. Un fatto davvero inquietante che pone domande e mette preoccupazione all'imprenditore. È anche un po' un sospetto che magari non sia un dispetto, una ripicca per la denuncia che comunque abbiamo fatto. Le immagini di videosorveglianza sono state consegnate alle forze dell'ordine, sono intervenuti prima i carabinieri e poi la polizia la seconda volta, forze dell'ordine che il gestore ringrazia ma che nello stesso tempo chiede più controlli. Alcune attività sono state visitate dai ladri qui intorno anche negli ultimi giorni. Noi sappiamo benissimo che comunque Mestre è una città che in questo periodo è difficile, sappiamo che le forze dell'ordine sono impegnate, sappiamo che hanno già il loro bel da farsi e capiamo che comunque non è semplice. Però allo stesso tempo abbiamo bisogno di essere un attimino anche più tutelati e sentirci più al sicuro. Chiediamo più attenzione, un impegno leggermente maggiore, nonostante sappiamo che comunque si stanno già dando da fare. Intanto, incassata la solidarietà sui social da decine di colleghi e cittadini, ora qui la priorità è dare una risposta ai clienti e non perdere altri giorni di lavoro. Ancora cronaca con la rapina ai danni di una 24enne a Noventa di Piave. È stato arrestato un giovane. È un 26enne italiano di Noventa di Piave, già aggravato da alcuni precedenti di polizia, il presunto autore della rapina commessa poco dopo le 20 della notte di Capodanno in via Aquileia a San Donà di Piave. In sella ad una bicicletta elettrica, con il volto travisato da un passamontagna e brandendo un coltello da cucina, il giovane avrebbe avvicinato una 24enne di Musile e sotto minaccia si sarebbe fatto consegnare il borsello con all'interno denaro, bancomat, documenti ed oggetti personali per poi scappare rapidamente. I carabinieri l'hanno arrestato la notte stessa grazie all'immediata chiamata al 112 di una passante che aveva soccorso la vittima e alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza. Il giovane è stato rintracciato e arrestato con l'accusa di rapina aggravata a meno di 1 chilometro dal luogo del fatto. Ora la tragedia della notte di Capodanno, Pasiana di Prato. Siamo a Udine. La Procura della Repubblica di Udine ha aperto un fascicolo sull'incendio divampato nella struttura di accoglienza per minori non accompagnati di Santa Caterina, che nella notte del 31 è costato la vita al 17enne albanese Lediane Imerai, nel quale sono rimasti feriti un 16enne ghanese ricoverato nel centro Grandi Ustionati di Verona e un educatore della struttura. La Procura precisa in una nota che è stato aperto un procedimento penale per i reati di incendio colposo, omicidio colposo, lesioni personali colpose plurime. Sono stati iscritti nel registro degli indagati quale atto dovuto per garantire l'esercizio dei diritti di difesa il legale rappresentante della cooperativa Edis, l'addetto alla vigilanza notturna presente all'interno della struttura al momento dell'incendio. Migliorano intanto le condizioni di Giorgio Miatello. Siamo al massacro di San Martino di Lupari della notte del 26 di dicembre. Ancora Giorgio non può essere sentito dagli inquirenti. Ufficializzata la data dei funerali di Mariangela Sarto, domani alle 15. Le condizioni di Giorgio Miatello, il pensionato 89enne massacrato secondo l'accusa dalla figlia Diletta, migliorano. L'uomo però non è ancora in grado di parlare con gli inquirenti. Al suo capezzale lo scorso 31 dicembre si sono presentati il PM Marco Brusegan e il medico legale. Il magistrato era pronto a sentire l'89enne, ma doveva ottenere il via libera dal medico legale Rafi El Mazzoum. Via libera che però non è arrivato. Dopo la visita, infatti, il dottore ha stabilito che l'uomo non può ancora reggere la tensione di un interrogatorio che è stato quindi rimandato a data da destinarsi. La testimonianza del padre è evidentemente fondamentale nel quadro accusatorio che vede nella figlia Diletta, rinchiusa nel carcere veronese di Montorio, accusata dell'omicidio della madre Mariangela Sarto e del tentato omicidio del padre. Domani, inoltre, si svolgeranno i funerali di Mariangela Sarto nel Duomo di San Martino di Lupari.
In paese sono state diffuse anche le epigrafi che non riportano il nome della figlia di Letta. La tua morte, in attesa rapida, si legge, lascia un gran vuoto in tutti coloro che ti amarono, seguito poi dal ricordo del marito Giorgio, la figlia Chiara e i nipoti. Domani quindi il saluto a Maria Angela, una donna che i vicini descrivevano come sensibile e taciturna, che parlava poco ma che aveva gli occhi sofferenti per una figlia di Letta con cui i dissidi erano sempre più pressanti. Sono 550 i procedimenti di prevenzione personale adottati nel 2022 in tutta la provincia di Padova, il bilancio dato dal questore Antonio Sbordone. Più che raddoppiate le misure restrittive a Padova e provincia, ammonimenti e divieti d'accesso sono passati da 266 del 2021 a 550 dell'anno appena concluso. L'attività della divisione anticrimine si è concentrata sui comportamenti di violenza domestica, con 84 provvedimenti, e le violenze all'interno o nelle vicinanze di pubblici esercizi con le missioni dei cosiddetti Daspo Willy. Diciamo che è andata bene non perché ne abbiamo fatte molte di più, ma perché l'averne fatte molte di più di misure, averne applicate molte di più ci ha consentito di far ridurre dei reati, perché alla fine sono misure appunto di prevenzione, servono a far decantare delle situazioni che potrebbero diventare molto più pericolose all'interno delle mura domestiche e anche fuori. La maggior sensibilità anche della cittadinanza, soprattutto nei confronti di reati di violenza domestica, ha permesso di agire di più e meglio. Noi riteniamo che più che altro sono aumentati non i fatti ma le segnalazioni. L'ammonimento per violenza domestica il questore lo può fare anche se non c'è una denuncia, ma basta che noi ne veniamo a conoscenza di quello che succede. E ne siamo venuti a conoscenza molto di più che in passato attraverso vari canali, quello classico della volante che viene perché viene chiamata, ma anche l'intervento dei vicini che segnalano, anche l'intervento del 118 che poi ce lo dice. Insomma, c'è una situazione di maggiore sensibilità di contesto, voglio dire, che probabilmente nasce dal fatto che se ne parla. Fondamentale la sinergia con tutti gli enti che vigilano sul territorio per cercare di arginare quei fenomeni che possono sfociare in quella che è definita mala movida. Noi arriviamo anche a chiudere gli esercizi pubblici, no? A interrompere, a sospendere le licenze quando si verificano fatti di violenza, ma talvolta questi provvedimenti, c'è l'allontanamento con un provvedimento impropriamente detto Daspo dai locali, da quel locale, da tutti i locali per un certo periodo, può far decantare la situazione, perché in molti casi le persone, per così dire, che danno fastidio sono sempre le stesse, ecco, che creano problemi sono sempre le stesse, che hanno un'indole violenta sono più o meno le stesse, quindi questo tipo di provvedimento può effettivamente servire. Raid vandalico al parco di Bertesina, ha imbrattato anche il muro di cinta della Villa Palladiana, patrimonio UNESCO. Guardate. Imbrattato dai vandali, scritte, scarabocchi con la bomboletta spray sullo scivolo, i cestini, le altalene. Inaugurato a settembre del 2021, dopo anni che i residenti lo attendevano, il parco di Bertesina, intitolato all'archeologa Maria Cavinet, è stato preso di mira dai vandali. Ma non sono state imbrattate soltanto le giostrine del parco inaugurato da poco, bensì anche il muro che recinta la villa storica progettata dal Palladio. Imbrattato anche il muro di cinta di Villa Gazzotti, villa veneta del Cinquecento, patrimonio UNESCO dal 1994, assieme agli altri monumenti palladiani della città. Rientra tra le tappe del percorso palladiano, attigua alla chiesa di San Cristoforo, al capolinea dell'autobus, alla nuova piazza. È un peccato perché abbiamo sistemato un po' anche il paese così che ci sia qualcosa di bello. E invece dopo succede queste cose, guarda, è una cosa veramente, una vera vergogna. Possono utilizzare il loro tempo in modo migliore in attività più intelligenti, invece che imbrattare del bene pubblico che poi tutti noi paghiamo. Ferma la condanna dei residenti nei confronti di chi ha rovinato il patrimonio pubblico, parco frequentato da bambini del quartiere residenziale che si sviluppa lungo l'omonima strada, residenti che chiedono l'installazione di telecamere per la videosorveglianza. Magari una videocamera
Non so se una telecamera servirebbero molto perché l'area è molto grande. Dal Nord Africa al balcone, sulle Dolomiti, grande interesse da parte di un gruppo di imprenditori algerini che hanno messo gli occhi sul Nevegal. Vediamo. Un investimento stimato in 50 milioni di euro per il rilancio del Nevegal da un lato, dall'altro per portare in Algeria il know-how della più grossa industria fondata e formata da farmacisti a Santa Giustina, che è leader in Europa nel campo della cosmesi e della nutraceutica. Do ut des, cavalcando l'onda del dialogo fra l'Italia e il paese nordafricano in grande espansione. La proposta che un gruppo di imprenditori algerini hanno messo sul tavolo del comune di Belluno un mese fa è da far girare la testa. Una seggiovia per salire sul Visentin, lato Vittorio Veneto, e un albergo-ristorante in Faverghera. Nulla a che fare, da quel che si apprende, con il bando per la gestione degli impianti, ma tutto può accadere. Sono dei contatti che sono venuti attraverso un italiano che vive anzi un bellunese, che bisogna essere molto, molto prudenti, molto realistici in questa cosa. Ma gli imprenditori sono tutti collegati sicuramente sono collegati con la nomenclatura al potere adesso, no? Quindi tutto può accadere. Slaviero, amministratore delegato di Unifarco, è cauto. Per trasferire il know-how dell'azienda in Algeria bisogna verificare, accertarsi sulla stabilità politica del paese. Noi stiamo ad ascoltare, andiamo a verificare, prenderemo le nostre precauzioni. Col Nevegal la trattativa è col comune, non c'entra niente la Nevegal 21. La trattativa con Palazzo Rosso sul Nevegal è coperta da Massimo Riserbo. No comment, la risposta dell'assessore competente Franco Roccon. Se son rose fioriranno, viene da dire, mentre sull'aspetto più cogente, quello relativo al bando che dovrebbe rappresentare la svolta per il Colle Bellunese, la società Nevegal 2021 non ha fatto mistero della delusione per i contenuti del documento, soprattutto in tema di manutenzioni straordinarie. Faremo un incontro con Caner, con la regione, al più presto, con il sindaco, con altri, per capire di che morte deve morire questo Nevegal. Era la nostra ultima notizia, siamo alle previsioni del tempo, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento, mercoledì 4 gennaio con tempo stabile e clima ancora mite per la stagione. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto foschie e locali nebbie in pianura e nelle valli prealpine, specie nelle ore più fredde della giornata. Sui rilievi cielo più sereno, sarà invece prevalentemente nuvoloso per nubi basse sul resto della regione, salvo qualche locale attenuazione della copertura. Temperature stazionarie e tutto sommato gradevoli, minime tra lo 0 e gli 8 gradi, massime invece tra 10 e 13 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in genere nuvoloso, come ci mostra la grafica, ma con qualche schiarita sulla zona montana. In serata probabili foschie o nebbie su pianura e costa. Temperature stazionarie anche in questo caso, minime tra 6 e 9 gradi, massime invece sui 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà decisamente più soleggiato qui, solo con qualche locale nube bassa al primo mattino e con qualche velatura nel pomeriggio. Temperature minime intorno a 1-3 gradi, massime sui 10 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.